dare il via alla festa ad Arcade per il Panevin più alto della Marca. Dalle 6 alle 7.000 persone in piazza per portare avanti una tradizione a cui, smog o no, la gente non vuole rinunciare. Dal palco il presidente del Veneto Zaia, che prima di qui è stato ad accendere i Panevin a Fontanelle, Visnà e Borgo Malanotte, respinge subito al mittente le polemiche. Posso dirvi che questi non sono un popolo di devastatori, di inquinatori come qualcuno vuol dire. Ma ricordiamo che queste sono tutte associazioni di volontariato che fanno il Panevin e poi fanno donazioni dei proventi che raccolgono. Questo è bene ricordarlo a tutti. Faive a mattina, cattivo auspicio, non la vede così Zaia, che per il 2019 ha grandi aspettative. Qui si dice le faville vanno verso sera, poenta piancagliera, cioè prosperità, vanno verso mattina, tol sul sacco e va a farina, cioè mancherà da mangiare. Io direi che quest'anno vanno verso sera, autonomia piancagliera. Senta, però li abbiamo visti accendere, mi pare che invece stiano andando un po' a mattina questa crisi. Questa è una domanda, è un'affermazione che fate tutti gli anni, poi ho sempre ragione io. Nella notte dei falò livello delle polveri sottili nell'aria elevatissimo. Tra Treviso e Mansuele centraline e ARPAV rilevano concentrazioni quasi 7 volte oltre il limite consentito, addirittura 335 microgrammi per metro cubo d'aria. Nei social si è scatenato il dibattito tra chi li vorrebbe letteralmente cancellare e chi invece sostiene che per una volta l'anno si possa portare pazienza. Di certo il forte odore di bruciato è stato avvertito anche per tutto il giorno seguente. Sabato sera, mentre ancora le cataste bruciavano, i sindaci hanno messo le mani avanti, chiarendo che il Panevin non si tocca. Togliere la tradizione significa cancellare l'identità del popolo e secondo me gli arcadesi e i veneti non lo meritano, quindi abbiamo voluto assolutamente che il Panevin continuasse. Alle spalle delle 3 location che noi abbiamo trovato 8 anni fa e da qui, finché almeno c'ero io, non si muove. Da Arcade a Soller, nel cuore di Fontanelle. Bisogna anche trovare anche la soluzione qui, pertanto ho detto non alziamo il Panevin, accorciamolo, teniamo abbastanza compatto, ma sì che la tradizione continui e soprattutto anche per i ragazzi che continuare questa nostra bella tradizione.